Noi abbiamo preferito soprattutto, piuttosto che chiuderci nel dolore, aprirci ad un messaggio di speranza, perché come siamo risorti anche noi 2 volte dalle nostre ceneri, così vogliamo ed è l'augurio che facciamo e con questo spirito, diciamo, positivo verso gli amici francesi e la loro cattedrale di Notre Dame. 29 gennaio 1996, una data drammatica e indimenticabile non solo per i veneziani, ma queste immagini che avevano scioccato il mondo appartengono oramai alla storia. Per la seconda volta il Gran Teatro La Fenice è rinato dalle proprie ceneri proprio come l'animale mitologico di cui porta il nome, ed è proprio dal superamento di quelle drammatiche esperienze che La Fenice è stata tra i primi a far sentire la propria vicinanza a Notre Dame. La Francia è un paese che è molto vicino, un popolo che è molto vicino a Venezia e alla Fenice. Vicinissimo, vicinissimo alla Fenice e noi siamo vicini a loro. Sono assolutamente tra i più affezionati alle nostre rappresentazioni. A favore di Notre Dame potrebbe esserci qualche cosa che va oltre la solidarietà. Potrebbe esserci qualcosa. So che comunque la creatività del nostro sovrintendente e assieme a quella del nostro sindaco Luigi Brugnaro sono sicuro che porterà qualcosa di interessante. Stay tuned.